Sono i rioni di Seuna e Sant'Upredu, uniti dal Corso Garibaldi, protagonisti dell'edizione 2018 di Autunno in Barbagia, ospitata a Nuoro, un evento di marketing territoriale di grande successo che da 23 anni consente alle comunità del nuorese di crescere e presentare ai visitatori quanto di meglio producono in campo enogastronomico e artigianale o conservano sotto il profilo culturale e ambientale. Nuoro non vuole essere da meno rispetto agli altri 30 comuni che fanno parte di questa iniziativa ideata dall'Aspen, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro. Un appuntamento che quest'anno gli organizzatori, in primis l'amministrazione comunale, ha deciso di titolare Mastros e Massaios in Nuoro proprio per sottolineare la volontà di coinvolgere i due rioni storici del capoluogo barbaricino. Se Seuna, seguendo la sua storia, sarà il centro di fiere dedicate all'agroalimentare con Supermercado de Son Massaios coordinato alla Coldiretti, il rione di Sant'Upredu ha aperto le sue cortes e le botteghe degli artigiani che in questi anni sono riusciti a resistere e continuano a proporre i propri manufatti. Ma il palinsesto della manifestazione è ricco e proporrà anche alcuni appuntamenti dedicati alla musica tradizionale con i cori che si esibiranno nelle chiese cittadine, ma anche la musica moderna col jazz degli allievi della scuola civica che intratterranno i visitatori. L'ex Medi Piazza Mameli sta ospitando l'evento Arte in Manos dedicato ai creativi e poi tanto spazio ai costumi tradizionali, alle arti grafiche, alla poesia e alla letteratura con un particolare rilievo dato alla figura di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, al centro di una caccia al Nobel dedicata ai bambini. Mastros e Massaios in Nuoro che Nuoro vuole utilizzare per ribadire il suo ruolo di capoluogo che dialoga col territorio che lo circonda e lo supporta.